Dopo tante difficoltà, preside, riparte l'anno scolastico, anche qui al collegio Balbi Valier di Pieve di Soligo. Quali sono i suoi auspici? Beh, intanto io vorrei iniziare con un ringraziamento, perché il presente possa essere buono ci deve essere stato anche un bel passato. Quindi permettetemi di ringraziare la preside che mi ha preceduto e che per più di 20 anni ha condotto questo istituto, la professoressa Luciana Pilonetto, che ci ha appunto garantito di poter avere un bel presente. Un presente che adesso comincio io come preside, coadiuvata da 2 coordinatori, la professoressa Cinzia Granzotto per la scuola secondaria di primo grado e il maestro Stefano Zanin per la scuola primaria. Quest'anno ci siamo dati un grande obiettivo di curare tantissimo le relazioni, perché sono le relazioni che stanno alla base dell'apprendimento. Un ragazzo, se sta bene a scuola, può apprendere meglio, concentrarsi di più e dare il meglio di se stesso. Siamo con Danny Bagarolo, genitore e presidente del consiglio d'istituto del collegio Balbi Valier qui a Pieve di Soligo. Quali sono le emozioni di voi genitori per questa ripartenza dei ragazzi tanto attesa? Tantissime emozioni molto forti. È stato bello il rientro perché c'era tantissimo entusiasmo, soprattutto da parte del corpo docente che l'ha trasmesso immediatamente ai ragazzi. Il primo giorno è stata una festa, i bambini sono entusiasti, ancora oggi ne parlano e veramente siamo molto contenti perché la scuola ha affrontato, diciamo, la problematica del Covid in maniera molto professionale, però allo stesso tempo sta tenendo vivo, insomma, lo spirito, l'allegria non c'è solo didattica ma c'è proprio formazione, insegnamento, insomma, e stare insieme. I bambini avevano bisogno di questo momento e la scuola sta trasmettendo messaggi positivi. I bambini sono contenti di venire a scuola sicuramente. L'importanza della sicurezza, voi genitori siete convinti che questo istituto la possa garantire? Sì, certamente, perché hanno fatto ingressi scaglionati, hanno fatto in modo che non ci sia un particolare assembramento tra i ragazzi anche nel momento in cui sono in ricreazione o comunque nei tempi di attesa tra un modulo e un altro, e di conseguenza di sicuro la cosa potrà funzionare anche a livello genitoriale. Il mattino, quando accompagniamo i bambini a scuola, non c'è l'assembramento di prima, perché appunto portandoli nel contesto della fascia oraria che ci è stata indicata ci troviamo massimo per 4 classi, quindi un numero esiguo di genitori rispetto a prima. L'importanza invece dal punto di vista educativo del ritorno dei ragazzi tra i banchi di scuola. Tutti questi mesi di stop forzato dalle lezioni in presenza sono stati un danno per i nostri giovani. Sicuramente sono stati un danno, il fatto di rientrare e trovare i loro insegnanti, i loro compagni è sicuramente molto importante per i ragazzi, non solo dal punto di vista della formazione didattica ma anche della crescita personale, e in questa scuola sicuramente si respira molto questo aspetto dell'attenzione alla crescita dei ragazzi e anche alle famiglie. Quindi un augurio ai docenti e agli studenti del collegio Balbi Valier di Pieve di Soligo. Speriamo che questo periodo di scuola in presenza possa essere il più lungo possibile e che anche perché appunto sia i ragazzi che i bambini delle scuole elementari hanno comunque bisogno del contatto sia con i propri compagni di classe che con gli insegnanti, e quindi ci auguriamo tutti che la scuola in presenza possa continuare per un lungo periodo. Buongiorno, allora io sono l'insegnante di arte di questa scuola ormai da molti anni. Questa è la loro prima lezione e anche la prima mia lezione su questa aula che abbiamo dovuto sistemare e adibire, perché evidentemente noi abbiamo un'attività prettamente laboratoriale e quindi abbiamo bisogno di spazio. Fortunatamente spazi ne abbiamo sistemato queste 2 aule, le abbiamo unite e i ragazzi oggi stanno lavorando sulla loro prima esercitazione dell'anno, un lavoro di disegno dal vero fondamentalmente. Ho preso appunto qualche oggetto così da ricopiare, ieri abbiamo preso più misure e proporzioni e oggi lo propongono magari con delle tempere eccetera. Come collegio vescovile Balbi Valier siamo felici davvero di aver iniziato questo anno scolastico in presenza. Ce l'abbiamo messa tutta, ce l'hanno messa tutta gli insegnanti, il personale di segreteria, il personale ausiliario e anche le famiglie che hanno creduto e sostenuto la nostra scuola in questo tempo anche a distanza. L'augurio per questo anno è che possa essere un anno davvero in cui cresciamo insieme, nella corresponsabilità reciproca scuola e famiglia, a garanzia della salute dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, ma soprattutto e anche a sostegno e a incoraggiamento per la loro crescita umana,
nella gioia, nella relazione con gli altri e anche nell'acquisizione di tante competenze e conoscenze nuove. Buon anno scolastico a tutti. Voglio augurare ai miei bambini e alle loro famiglie un anno pieno di soddisfazioni.